Grave pericolosità per incendio nei boschi del Veneto. Fino alla revoca dello stato di allerta è vietata qualsiasi operazione che possa innescare focolai. Le sanzioni per i trasgressori sono pesanti. Il quadro in questo momento abbiamo una parte del Veneto che è a rischio rilevante incendio boschivo e ci sono anche previsioni, soprattutto nelle aree montane, di eventi meteo rilevanti, quindi temporali. Ovviamente noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione, sapete che ogni giorno emettiamo i bollettini meteo, bisognerebbe imparare a leggerli perché a volte vedo che qualcuno fa dei commenti un po' strani sui bollettini, però insomma noi sulle previsioni e sullo stato di attenzione poniamo la massima attenzione. È evidente che se hai un rischio incendi rilevante, incendio boschivo rilevante e la possibilità che ci siano fulmini, questo insomma un pochettino preoccupa. Però evidentemente noi siamo pronti a intervenire. Vorrei sottolineare una cosa, che dal 2000 la competenza sugli incendi boschivi è passata alle regioni e noi abbiamo registrato da allora ad oggi una riduzione del numero di incendi e soprattutto della quantità di ettari interessata media di un ordine di grandezza. Se prima era 100 adesso è 10, quindi vuol dire che il sistema sta funzionando.